Tiberio Businaro, presidente Ater, è finito un anno importante per questo ente che ha lavorato moltissimo nel territorio. Possiamo un po' riassumere lo sforzo fatto da Ater in questi 12 mesi del 2024? Ma difatti nel 2024, con la conclusione dell'anno, abbiamo concluso il primo piano industriale. Un piano industriale volto a raggiungimento di obiettivi veramente importanti: l'efficientamento energetico con i 110, 150 milioni di euro, poi PNR, poi tanti, il Pinqua con Este, Padova, quindi tantissimi investimenti, tanti rispetto a tanti anni che ormai manca un piano casa, quindi stiamo parlando di quasi 200 milioni di euro di investimenti. E adesso c'è il nuovo piano industriale, un piano industriale sempre molto interessante perché si va verso il social housing, si va verso la soddisfazione del territorio non solo in termini di appartamenti per le case popolari, ma anche giovani coppie, ma anche anziani, ma anche studentato. Quindi stiamo lavorando su questo e stiamo lavorando su questa grande opportunità che è il conto termico 3.0. Se è come è nella bozza della norma, sembra che anche le ATER possano usufruire del conto termico in percentuale del 100%, quindi stiamo lavorando su centinaia e centinaia di appartamenti, centinaia di immobili che possono beneficiare di questo importante contributo, e anche qui noi, come abbiamo fatto nel 110, vogliamo fare la nostra parte. Ecco, il tema della cara sta avendo sempre più attenzione all'interno del dibattito politico. È un segno che la società si sta evolvendo, perché non basta più soltanto avere un immobile, bisogna avere anche un immobile di qualità, e le giovani coppie che spesso fanno fatica a uscire possono essere aiutate in questo progetto di vita. Ma noi arriviamo ad oggi con la mancanza di un piano casa, come dicevo prima. Da tanti anni non si fanno investimenti sulla casa, e arriviamo in un momento di grande difficoltà, perché è vero che il 110 per noi è stata una manna, ma ha anche alzato i prezzi, e quindi i prezzi di costruzione e i mutui e il costo del denaro erano troppo alti in questi anni, e quindi c'è crisi proprio dell'edilizia, e le giovani coppie fanno una grande fatica, cioè non riescono a costruirsi la casa, non riescono a trovare prodotto nel territorio. Quindi non solo la casa da costruire per chi ce la fa, ma anche alloggi in canone calmierato o in canone con riscatto. Quindi bisogna assolutamente, questa è la nostra mission, noi riusciamo a farle queste cose, abbiamo la capacità di individuarle e di metterle in cantiere, quindi punteremo su questo. Tra l'altro il governo stesso sta lavorando sul piano casa, e questo è un grande fronte che si apre, finalmente un piano casa che sfrutterà, utilizzerà risorse pubbliche, ma ancora di più partenariato, quindi la società, le società, i fondi che mettono soldi per costruire, e ovviamente per costruire dove c'è una necessità che ormai è fisiologica e esiste. Presidente, lei ha tanta esperienza in termini di rapporto con il pubblico. Sì, spesso nell'immaginario collettivo c'è l'idea che gli enti pubblici siano un po' meno efficienti delle aziende private. Mi pare che Ater in questo anno abbia dimostrato invece una grande capacità di produrre, di portare a casa dei risultati veramente concreti, quindi una squadra che sta lavorando nel pubblico ma con l'efficienza che spesso i cittadini non si aspettavano. Ma anch'io ci ho riflettuto molto in questo. A trovare una società che gestisce oggi 9.300 alloggi, e gestire un patrimonio di questa portata e farlo in modo professionale con risorse anche spesso inadeguate, io credo che noi abbiamo fatto un grande lavoro, e anche su questo, sull'aspetto culturale, noi dobbiamo far capire alla gente che queste società possono essere e devono essere un punto di riferimento, e possono dare un grande aiuto. Concludiamo con uno sguardo verso il futuro. Con il piano 3.0 del termine che ci avete appena spiegato, c'è la possibilità, secondo lei, per i cittadini italiani, specialmente quelli delle fasce più fragili, quindi i giovani e quelli che hanno qualche difficoltà, di guardare con un po' più di fiducia al futuro per quello che riguarda l'aspetto della casa? Assolutamente sì, è una grande opportunità, e spero che sia uno strumento fruibile e anche semplice. Se è come il 2.0, è un meccanismo molto più leggero rispetto al 110, molto più facile da applicare.
Noi portassimo avanti anche i 44 accordi che abbiamo con altrettanti comuni di fabbricati, vecchie scuole da demolizione e ricostruzione, ovviamente possiamo innescare un meccanismo. Non dico che risolviamo il problema, ma inneschiamo una scintilla che può essere nei prossimi anni, fare la differenza.